A proposito di questo argomento, cioè della grande mobilità di tutti noi italiani alla ricerca del lavoro, noi meridionali abbiamo pagato un prezzo altissimo a questo proposito. Mi sto riferendo ovviamente al fenomeno molto della immigrazione. Quanta nostra gente ha dovuto andare via dalla Sicilia per andare a trovare il lavoro dove questo lavoro c'era. E quindi, a parte la benedetta Italia settentrionale, lo dico senza nessuna ironia naturalmente, anche il Belgio, la Francia, la Germania, se non addirittura il Venezuela, gli Stati Uniti d'America, l'Argentina. Ora, a me piace scherzare su tutto e su tutti, e credo che sia una grande dote di noi italiani, est modus in rebus, troviamo sempre il modo di ridere di tutto e di tutti, anche quando argomenti di questo genere meriterebbero da parte nostra maggiore prudenza, maggiore cautela, maggiore rispetto. Credo di potermelo permettere, però, intanto perché sono siciliano e in qualche modo l'ho sentito anche sulla mia pelle questo fenomeno, e poi, dopo avere, come dire, individuato il fenomeno nel suo salute, il fenomeno dal suo punto di vista, come dire, perché stavo parlando troppo seriamente, dal suo punto di vista, come dire, sociale, la cosa che mi sta veramente a cuore poi è l'aspetto umano della vicenda, e cioè questa nostra gente, quando durante le vacanze estive, per esempio, vuole ritornare in Sicilia per ricongiungersi ai propri cari, è ovvio ed è naturale che sia così, che abbia una gran voglia di ostentarla questa nuova condizione migliorata rispetto a quella che avevano lasciato in Sicilia, ma i loro goffi tentativi di mimetizzarsi finiscono poi per renderli ancora più facilmente identificabili. Ed è questo che io combatto, perché non si capisce perché non si debba sempre e comunque essere orgogliosi di essere siciliani, calabresi, napoletani. E quindi questa gente, quando durante le vacanze estive, tra l'altro sempre succede d'estate, quando la famiglia siciliana normalmente, quando andiamo al mare per le vacanze estive, la famiglia siciliana normalmente è composta da 45-46 elementi, e di solito è così composta. Intanto lei, la mater familias, donna Congettina, 1,50 m per 1,50 m di circonferenza, con un bambino neonato ancora allattato naturalmente al seno materno e un altro sempre in braccio più grandicello a cui la mamma amorevolmente intrumma una tettina di gomma in bocca per farlo stare tranquillo. Ma il bambino la rifiuta e fa Lia! Questo urlo dà sempre molto fastidio al marito di Congettina, Alfio o Salvatore, 1,53 m, 54, quindi notevolmente più alto della moglie, in canottiera, pantaloncini corti, calzino bianco, corto, su un mocassino traforato nero, in spiaggia. Dice, ma che cosa c'ha questo bambino che piange? No, niente, lo devo cambiare. E cambialo, fatene dare uno che non piange. Perché tanto ne hanno 18, frutto dell'amore platonico della coppia. Quando naturalmente è normale anche questo, questa tribù di bambini capitanata di solito da Totuccio, il primogenito, appena vede il mare è normale che abbia una gran voglia di tuffarsi per il primo bagnetto estivo, ma la mamma è preoccupata perché si ritiene che già laggiù l'acqua sia troppo alta, quindi appena il bambino si è allontanato troppo dallo suo sguardo protettivo fa Totuccio, unesci l'acqua! È appena entrato il bambino, Totuccio, unesci l'acqua! No! Totuccio, unesci l'acqua! No! Totuccio, appena ne esci dell'acqua ti ammazza a bastonate. Può uscire mai il bambino? Non uscirà mai dall'acqua. Rimane in acqua fino a quando al tramonto le ditine non gli diventano trasparenti. Pur di non sentire le urla terrificanti della mamma, il bambino si mette sotto. Donna Congettina, appartenendo a quella categoria di femmine siciliane per cui sott'acqua ci si fa solo per annegamento. Appena non vede più il primogenito, preoccupata, ordina al marito: Salvatore, salva il bambino! Salvatore si toglie la canottiera, rimane in canottiera, perché la bronzatura è quella, e molto generosamente si protende per andare a salvare suo figlio, ma non sa nuotare neanche lui. Quindi arriva appena, bambini, salvate papà! Queste urla non sfuggono alla sorella di Congettina, crocifissa, che però lei è emigrata in Belgio e si fa chiamare Croisette.
Ora, anche la sua bambina si è allontanata troppo dove si ritiene che l'acqua sia troppo alta e anche lei deve richiamarne l'attenzione, ma non lo farebbe mai usando questo slang troglodita che usa ancora Sosoro e sua sorella che parlano ancora siciliano. Lei ha a disposizione un'arma straordinaria, lei può parlare la lingua che si parla in Belgio, questo francese così colto, elegante, musicale, raffinato. Tra l'altro si sente gli occhi di tutti puntati addosso su di lei, lei per tutti gli altri ormai è belga, non è più siciliana, quindi come fare a richiamare l'attenzione della bambina, per la quale peraltro è preoccupatissima, senza dichiarare le origini terrone, però lei è belga, Piccilita sta affocando. Yvette, ça suffit pour aujourd'hui. Les enfants. Yvette, sors de l'eau, s'il te plaît, mon amour. Les garçons. Yvette, chouchou, Yvette! Già si capisce che non è molto belga, no? Yvette, ne esci l'acqua che morì a buttana! Ha rinunciato. Ha rinunciato. Ha rinunciato definitivamente, ha prevalso l'amore materno. Nel frattempo, quelli che stavano affocando, il gruppo Plantageneta, è riuscito in qualche modo a riguadagnare la battigia e il papà se l'è cavata in qualche modo. Il primogenito, gonfio d'acqua come un otre, sempre lo trascinano sulla riva e lo sistemano. Tutto il corpicino ancora in acqua e solo la testina gliela appoggiano sulla sabbia, sull'arena. E c'è sempre lo zio Calogero, ce n'è sempre uno in famiglia, che si presta generosamente per fargli la respirazione artificiale, quindi molto sapientemente prende le braccine del nipotino, le rotea molto vistosamente in aria, e tutte le volte che rotea in aria le braccine del nipotino, il nipotino rigurgita l'acqua appena ingerita, quindi Madonna quanto acqua che esce, Madonna quanto acqua che esce, e c'è sempre il turista milanese che osservando la scena fa: guardate che se non gli togliete il culetto dall'acqua questo qui pompa tutto il Mediterraneo, Come sa, fa?